La più cordiale buonasera, ben ritrovati con il TG di Prealpina.it. Apriamo con la cronaca, prima il malore, poi lo scontro, infine il decesso in ospedale. Un uomo di 62 anni ha perso la vita questa mattina a Inveruno. Tutto è successo poco dopo le 11, quando l'uomo stava transitando alla guida della sua auto lungo via Palestro. A causa di un malore l'automobilista ha perso i sensi e il controllo del mezzo, andando a sbattere contro un palo. Sul posto polizia locale, il soccorso di Milano e Croce Bianca di Magenta. L'ambulanza lo ha portato in condizioni da subito gravissime all'ospedale Magentino, dove è spirato poco dopo. Ancora cronaca, un'altra tragedia purtroppo. Urtato da una betoniera, ha perso il controllo della sua bicicletta cadendo rovinosamente sull'asfalto. È morto così. Qualche minuto dopo le 11 di oggi un uomo di 83 anni residente a Oleggio nel Novarese. L'incidente è successo proprio a Oleggio lungo via Sempione. L'autista del mezzo pesante si è fermato immediatamente. Nell'impatto il ciclista ha riportato ferite talmente gravi da determinare praticamente il decesso sul colpo. Individuati e arrestati i rapinatori che hanno agito il mese scorso in una sala slot di Solaro. Sono finiti in carcere 2 saronnesi. Il servizio di Roberto Banfi. Le indagini dei carabinieri di Rho hanno portato a Saronno. I militari hanno arrestato infatti 2 saronnesi di 58 e 65 anni per una rapina compiuta il mese scorso, era il 13 ottobre, alla sala slot del villaggio Brollo a Solaro. Arrivati su un furgoncino rubato, i malviventi, a volto coperto, avevano minacciato con una pistola il commesso, unico presente in quel momento, e gli avevano rubato i 150 euro che aveva nel portafogli, ma soprattutto si erano fatti aprire le casseforti, dove c'erano 17.000 euro in contanti. Con quelli e 850 euro in gratta e vinci se n'erano andati inizialmente facendo perdere le tracce, ma i carabinieri li hanno ugualmente identificati e tramite le intercettazioni telefoniche hanno scoperto che stavano preparando un altro colpo. Il loro intento era quello di mettere da parte abbastanza denaro per andarsene a vivere ai Caraibi e invece si ritrovano adesso nel carcere di Busto Arsizio. Un cinghiale di circa un quintale si è spinto questa mattina fino in centro a Castano Primo. Considerando l'impossibilità di recuperarlo senza rischi per le persone, è stato deciso di abbatterlo. Il servizio di Luigi Crespi. Cacciagrossa in centro a Castano Primo, dove attorno alle 11 di questa mattina, martedì 29 novembre, un cinghiale di un centinaio di chili è stato abbattuto nel canale Villoresi, all'altezza del ponte della ferrovia. L'ipotesi più probabile è che l'animale sia finito in acqua nella notte, all'altezza dell'abitato di Nosate, dove interi branchi di cinghiali di notte sono soliti attraversare il canale per andare dal Parco del Ticino fino ai campi coltivati a mais, dove anche d'inverno trovano sempre qualcosa da mangiare. L'ungulato è stato avvistato in mattinata da alcune persone che passeggiavano sugli argini del canale. In mattinata l'animale era già arrivato in centro al paese. Troppo grosso e troppo furioso per poterlo recuperare senza mettere a rischio l'incolumità dei castanesi, alla fine i funzionari della polizia venatoria di Città Metropolitana di Milano hanno deciso per l'abbattimento. La carcassa del cinghiale è poi stata ripescata dai vigili del fuoco e portata all'inceneritore, dove sarà distrutta. Ci trasferiamo adesso a Varese. Questa mattina il progetto Restart ha fatto tappa alle scuole medie Anna Franca. Tutti i particolari su questa iniziativa nell'intervista ad Andrea Maldera di Naturart. Il servizio e le immagini sono state curate da Alessandro Perrone di Agenzia Blitz. Andrea Maldera di Naturart, siamo qui a Anna Franca per la presentazione di una nuova tappa del progetto Restart. Di cosa si tratta? Si tratta di inaugurare operativamente le azioni che facciamo all'interno del progetto, che sono all'interno di questo spazio l'accoglienza degli adolescenti nei pomeriggi durante l'arco della settimana con degli educatori professionali della cooperativa Naturart e della cooperativa miniera di Giove, le consulenze per i genitori che vogliono approfondire le tematiche dell'adolescenza e le loro difficoltà a livello familiare e la parte di accompagnamento educativo dei ragazzi sottoposti a misura e a procedimento penale.
Restiamo nel capoluogo, la marcia d'avvicinamento alle feste natalizie, ai giardini estensi, si lavora per completare l'allestimento dedicato al Natale. Il servizio di Barbara Zanetti con immagini Blitz. Lo spettacolo di luci ancora non c'è, ma è comunque uno spettacolo entrare ai giardini estensi in questi giorni, dove è in corso l'allestimento della grande magia del Natale firmata da Festi Group. L'inaugurazione del Giardino d'Incanto, così si chiamerà, avverrà l'8 dicembre e sarà un'attrazione fondamentale per tutti i varesini, ma anche per tutti i turisti che visiteranno nel periodo natalizio la città. Nel frattempo continua il via vai prenatalizio in centro e nei negozi. Lo scorso sabato, come ricorderete, è stato acceso l'albero di Natale in piazza Montegrappa e anche lo spettacolo di luci attorno alle casette del villaggio del mercatino di Natale allestito in piazza Montegrappa. I ricordi che riaffiorano, l'amicizia e la stima che rimangono forti a distanza di tanti anni. La serata di ieri al MIV di Varese, dove è stato proiettato il docufilm su Gigi Riva, regia di Riccardo Milani, è stato un tuffo nel passato decisamente emozionante. Il bomber di Leggiuno in collegamento da Cagliari, gli amici e il pubblico radunati invece a Varese. Gli aneddoti a sovrapporsi prima della proiezione del film. Prealpina era presente a questa serata e ascoltiamo di seguito le parole di Francesco Pellicini, attore luinese presente alla serata, e uno spezzone del siparietto tra Lele Andena e Gigi Riva a rinverdire una sfida del passato tra Cagliari e Varese. Sono qui perché amo Gigi Riva e perché una notte d'estate feci uno spettacolo a Leggiuno con presente, e non lo sapevo, in platea la sorella di Gigi Riva, Fausta, che sentì questa canzone che canto questa sera dal titolo Da Leggiuno in Nazionale. Il giorno dopo prendevo il battello per andare a Laveno e mi chiama Gigi Riva e mi dice: sono Gigi Riva, e io gli rispondo: io sono Beccalossi. Pensavo di essere stato preso in giro, invece era lui che mi ringraziava, e poi è nato uno spettacolo che ha girato molto e sono contento che questa sera a Varese, grazie a Claudio Ferretti, Diego Pisati e a tutti gli altri, siamo a festeggiare la più grande punta del Varesotto e italiana soprattutto. Ciao Gigi. Io mi ricordo, ciao, buonasera, in una partita, era la penultima del campionato, voi avevate vinto il campionato l'anno prima e c'era Cagliari Varese, e tra così un'incomprensione tra Nicolai e Albertosi, Petrini ha fatto gol, perdevate 1-0, poi hai fatto gol tu su punizione, io ero in barriera, non ho neanche visto la palla, ma non ho neanche vista Carmignani, ed è finita 1-1, esatto. Eri talmente incavolato, per non dire qualcos'altro, che poi hai dato un calcio alla porta, ti ricorderai, e l'hai sfondata. Restiamo in tema di sport. Oggi Orgoglio Varese ha consegnato gli assegni a sostegno di alcune società sportive del territorio e snocciolato i numeri di un'attività che in 3 anni ha donato 773.000 euro, dei quali 634.000 alla pallacanestro Varese e il resto ad altre 20 realtà sportive. Giuseppe Sciascia ha intervistato Rosario Rasizza, ideatore di Orgoglio Varese, nonché main sponsor della pallacanestro Varese con Open Job Metis. Rosario Rasizza, riparto Orgoglio Varese, non solo pallacanestro Varese, tanti sport minori, forse non più pallacanestro Varese, visto che comunque c'è una novità in vista. No, non solo, no, anche pallacanestro Varese, però cerchiamo di destinare le forze in questa fase del progetto alle attività minori che hanno bisogno. La pallacanestro Varese fortunatamente in questo momento è in una buona posizione sia di classifica
sia economica, e quindi ci concentriamo sugli sport minori per dare una mano al territorio e ai giovanissimi che devono iniziare a ritornare a fare sport dopo l'anno bloccato della pandemia. Tante realtà di base, 773.000 euro sono tanti soldi. Sì, siamo molto contenti, potremmo dire molto orgogliosi. Non pensavo che il territorio rispondesse così in maniera fattiva, però questa è la dimostrazione che c'è cuore varese, che c'è voglia di fare e che basta saper raccontare una bella storia che aiuta gli altri, che si mette a disposizione degli altri per raccogliere anche fondi. In chiusura il calcio Serie C, turno infrasettimanale per la Propatria che domani a Lignano Sabbiadoro affronterà la capolista Pordenone. Ancora numerose le defezioni, le parole della vigilia del tecnico biancoblu Jorge Vargas. Per una squadra forte fanno tanti gol dei piazzati e poi hanno preso anche qualche gol in più dei piazzati perché marcano la zona. Però una squadra fisicamente forte che in casa ha perso solamente 2 partite per 1-0, quindi una squadra che prende pochi gol perché difensivamente rischia poco, e sono sempre messi bene in campo e vedremo domani come possiamo entrare per fare male. Bene, tutto, grazie per essere stati con noi, appuntamento domani alle 19, buona serata.